IMAR, l'Associazione Internazionale dei Maîtres, degli hotel e dei ristoranti, non manca nessuna delle edizioni del Coffee Show Latte Art. Questo per una serie di ragioni che sono legate alla qualità, ma ne abbiamo parlato tante volte e la diamo per scontata. Quello che mi sembra sia il filo conduttore di quest'anno è la professionalizzazione al massimo di tutti coloro i quali svolgono un mestiere importante, delicato, che deve prevedere la massima attenzione ad ogni singolo dettaglio, come quello del metro. Sì, assolutamente sì, siamo come appunto ogni anno sempre presenti al Coffee Show Latte Art come associazione di liberi professionisti, di conseguenza anche quest'anno faremo uno dei nostri piatti al flambé e poi insomma il nostro piatto è legato al caffè, a quello che è l'amarena della Fabbri. Ecco, siamo... In realtà il faremo è già diventato presente, lo sta già realizzando davanti alle nostre telecamere, quindi io magari mi sposto perché questi sono momenti spettacolari che vanno goduti appieno. Abbiamo visto momento dopo momento la realizzazione di questo piatto, vorrei che però adesso Antonio Mancarella ce lo raccontasse. Assolutamente sì, allora ho preparato oggi in occasione di questa manifestazione un piatto, un primo, con quindi delle pappardelle al caffè del Kenya, il camuyo, in salsa di salmone, limone femminello, scorzetta d'arancia, amarena della Fabbri come dicevo, e l'ho flambata alla vodka. Praticamente il procedimento è semplicissimo, riscaldiamo la padella, mettiamo dentro del cipollotto, inseriamo il salmone e flambiamo con la vodka. Poi aggiungiamo della crema di latte, inseriamo le nostre pappardelle che a sua volta sono state impastate appunto col caffè e le finiamo con delle amarene appunto Fabbri e continuiamo a mettere dentro, per finire sempre il nostro piatto, delle foglie di timo al limone. Tutto. Sono degli ingredienti che per chi magari sente per la prima volta questo tipo di composizione possono suonare insomma strani, innovativi più che strani, poi però il risultato devo dire è perfetto. Sì, sì, sicuramente, gli accostamenti a volte perpleссano un po' quella che è la parte gustativa, in realtà non è così perché noi andiamo a sentire poi quello che sono i vari prodotti inseriti nel nostro piatto. Il segreto è l'equilibrio. Assolutamente sì, perché altrimenti se dà troppa spinta o
il meno non abbiamo un piatto completo a questo punto.